Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG. Come sempre di sabato trascorreremo un'ora assieme con tutte le ultime novità provenienti dal Veneto e i collegamenti con le nostre redazioni in tutta la regione. Apriamo questa edizione con la sparatoria che si era verificata a Cittadella, perché le indagini sono giunte a un punto fermo sul conflitto a fuoco che aveva coinvolto 2 famiglie sinti, avvenuta lo scorso ottobre in Contrattosoni, un regolamento di conti che aveva portato al ferimento di 2 donne. Nelle ultime ore i carabinieri hanno compiuto un arresto. 4 colpi di pistola esplosi poco dopo mezzogiorno in un tranquillo sabato di ottobre in questo quartiere di edilizia residenziale in Contrattosoni, a pochi chilometri dal centro di Cittadella, con 2 donne di 25 e 45 anni ferite in un vero e proprio regolamento di conti. Grande la paura il 7 ottobre scorso. Le indagini avviate subito dai carabinieri hanno permesso ai militari del nucleo investigativo di Padova, con i colleghi della compagnia di Cittadella, di arrestare un 44enne e risalire alle cause della sparatoria avvenuta tra 2 famiglie sinti, una di Cittadella, l'altra partita dal Trevigiano a bordo di un'auto con 5 persone, raggiunta durante la fuga da uno dei 4 colpi esplosi con una pistola calibro 9. Il proiettile, per la precisione, aveva forato il portellone posteriore del veicolo, conficcandosi nel cruscotto, e solo per un caso fortuito non aveva ferito nessuno. All'origine del gesto un'annosa vicenda di multe non pagate per un'auto che la famiglia di Cittadella aveva in uso. Le multe avevano raggiunto la ragguardevole somma di quasi 1.400 euro, causando il fermo amministrativo di un ciclomotore appartenente all'intestataria del veicolo. Da qui il raid in pieno giorno. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze acquisite hanno permesso ai carabinieri di risalire all'autore degli spari. Decisivo l'esito dell'esame STAB, che rileva residui di polvere da sparo. Il 44enne è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere con l'accusa di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma da sparo. Rimaniamo nel Padovano per raccontarvi una macabra scoperta in un casolare di Grantorto, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo che risultava scomparso da oltre un mese. Da oltre un mese era scomparso un 50enne vicentino, è stato ritrovato cadavere tra i rifiuti e la sporcizia in un casolare abbandonato di Grantorto. La macabra scoperta è stata fatta nei giorni scorsi da un agente immobiliare che stava mostrando il rudere ad un potenziale cliente. Quando sono entrati nel casolare di Via Dante hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo adagiato su un materasso. Immediato l'allarme al SOM 118 e ai carabinieri, che hanno constatato il decesso. Sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza. L'uomo aveva i documenti in tasca ed è stato identificato nel 50enne di origine romena, la cui scomparsa era stata denunciata a Vicenza ad inizio febbraio. Ora il comune di Grantorto e la proprietà del casolare dovranno mettere in sicurezza l'immobile abbandonato e chiudere le entrate per impedire che diventi un luogo di bivacco. Omicidio di Bledar Degia in un bosco a Crespano del Grappa. I carabinieri sono alla ricerca del coltello utilizzato dal 17enne per uccidere il 39enne albanese. Le ricerche continueranno anche nelle prossime ore. Un bosco vasto ed impervio nei pressi del cimitero di Crespano del Grappa. In mattinata sono stati i cittadini a notare un viavai di carabinieri nella zona. Sono scattate le ricerche da parte dei militari dell'Arma del coltello con il quale il 17enne, ora in carcere, avrebbe ucciso il 39enne Bledar Degia. Una zona che dista qualche chilometro dal luogo del delitto. Un'area, fra l'altro, ci raccontano i cittadini, poco monitorata e senza telecamere di videosorveglianza. No, non c'è niente. E qua mi diceva la sera c'è un viavai di gente. Sì, parecchia gente, sì, a parte che poi vengono anche a buttare molte immondizie e sempre ci sono anche dei ragazzini che vengono a bere. È una zona che andrebbe monitorata maggiormente. Esatto, molto monitorata, perché è una zona centro così, un po' nascosta, che nessuno mai viene a controllare. Potrebbe essere stato proprio il giovane, durante l'interrogatorio di garanzia, a indicare il luogo dove lo aveva gettato. Il giovane, reo confesso, avrebbe collaborato con gli inquirenti ricostruendo quel terribile giorno del 21 gennaio scorso. L'appuntamento con la vittima, il delitto, il coltello con cui aveva colpito oltre 20 volte il 39enne, raggiungendolo in tutto il corpo, anche in testa e sul collo, ed il fendente letale dietro la schiena che ha raggiunto
raggiunto il cittadino albanese al polmone. Ed oggi, a poco meno di 2 mesi da quel tragico omicidio, i carabinieri sono tornati in zona per rimettere a posto tutti i tasselli di un puzzle davvero complicato. Per l'intera giornata hanno setacciato, anche con l'ausilio di metal detector, la zona, soprattutto una parete. Per accedere dall'alto, il 17enne potrebbe aver percorso una via pedonale che poi collega la strada principale. Poi, ma il condizionale d'obbligo, aver lanciato nel dirupo l'arma. Secondo lei è plausibile, visto che è una zona non controllata? Possibile, è molto possibile. Ed ora apriamo la pagina di politica, ci colleghiamo immediatamente in diretta con Vicenza, dove si trova per noi Luisa Bertina, che vedo in compagnia dell'ex sindaco di Vicenza Rucco. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia dell'ex sindaco Francesco Rucco e dell'onorevole di Fratelli d'Italia Silvio Giovane, perché oggi c'è una notizia importante e storica anche per la politica vicentina. Ce la spiega proprio il sindaco Francesco Rucco. Sì, la decisione di alcuni amministratori eletti in consiglio comunale appartenenti alla lista Idea Vicenza, la nostra associazione che per 10 anni ha lavorato sul territorio e continuerà a lavorare con alcuni consiglieri, di entrare all'interno di Fratelli d'Italia. In particolare il consigliera Porelli, Siotto e Sorrentino, unitamente a me, che entriamo all'interno di Fratelli d'Italia per portare quel bagaglio anche di esperienza, competenze che abbiamo messo a disposizione della città, lavorando per un progetto futuro che è quello chiaramente di Vicenza 2028, perché riteniamo che Vicenza debba essere ben governata a differenza di quello che sta accadendo in questo periodo, e quindi preparando anche una classe dirigente alle prossime elezioni amministrative. Il nostro progetto è un progetto civico, è stato un progetto civico, quindi di visione sulla città futura di Vicenza. A maggio i vicentini hanno fatto una scelta diversa e riteniamo in questo momento di poter dare il nostro contributo all'interno del partito. Ecco, com'è nata questa decisione? Ma è nata semplicemente parlandoci con una comunità da cui proveniamo negli anni passati, che è stata in parte anche interrotta, ricorderanno i cittadini, nel momento in cui Alleanza Nazionale fu chiusa per dare spazio al Popolo della Libertà. Poi noi entrammo all'interno di questa civica e facciamo un percorso di 10 anni che non vogliamo comunque del tutto abbandonare. Infatti alcuni amministratori continueranno a portare avanti questa lista civica e poi lavoreremo anche per dar loro una mano a costituire delle liste di supporto al prossimo candidato sindaco. Ecco, onorevole, giornata storica, in che modo cambieranno gli equilibri all'interno anche del partito? Ma è una svolta storica, penso, nella storia della politica vicentina. Come diceva Francesco, Idea Vicenza è la realtà che lui ha fondato, ideato, ha avuto la responsabilità di trainare il centrodestra in questi 10 anni, e con questi autorevoli ingressi che danno un segnale non solo alla nostra città ma in generale a tutto il territorio di quanto oggi Fratelli d'Italia voglia investire in una classe dirigente competente e radicata sul territorio. Siamo consapevoli di averla oggi noi sulle spalle questa responsabilità. L'obiettivo è chiaro, però un obiettivo che va costruito nel tempo, e proprio come dicevamo anche qualche settimana fa quando abbiamo presentato il nuovo organigramma, c'è un'opposizione oggi che sta ragionando assieme in città e lo sta facendo proponendo delle soluzioni concrete per migliorare talvolta le lacune o la malagestio dell'amministrazione Possamai, ma con quell'obiettivo che è restituire Vicenza alla maggioranza dei suoi elettori, che siamo convinti essere di centrodestra. Vogliamo proporre un progetto alternativo. Ecco, io ringrazio i nostri ospiti e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa Bertini e ai suoi ospiti per questo importante aggiornamento sulla politica vicentina. Ascolteremo altri aggiornamenti che ci arrivano da altre province nel corso delle dirette di questa mattina. Intanto parliamo della strage di Santo Stefano, vizio parziale di mente per Angelica Atteri, una capacità grandemente scenata di intendere e volere al momento dell'incidente che lo scorso 6 luglio provocò la morte di Marco Antoniello, del figlioletto Mattia e della nonna di quest'ultimo, Maria Grazia Zuina. Sono le conclusioni dell'incidente probatorio che si è svolto oggi nel Tribunale di Belluno. La Atter, che era in aula, potrà sostenere il processo.
È durata poco meno di 2 ore la Camera di Consiglio per l'incidente probatorio che questa mattina nell'aula al primo piano del Tribunale di Belluno ha messo in fila gli esiti di tutte le perizie svolte dalle parti per blindare la perizia psichiatrica su Angelika Hutter, la 33enne tedesca che il 6 luglio dello scorso anno a Santo Stefano di Cadore investì e uccise Marco Antoniello e suo figlio Mattia di soli 2 anni e la nonna di quest'ultimo, Maria Grazia Zuin. Angelika Hutter al momento dei fatti aveva una capacità di intendere e di volere grandemente scemata. A queste conclusioni sono arrivati tutti i periti, ad eccezione di Josef Schwitzer della difesa, che ha sostenuto il vizio totale di mente e l'incapacità di intendere e di volere della donna, che questa mattina era in aula, affiancata dall'interprete e del suo legale Giuseppe Triolo. Io penso che sia indubbio e penso che sia emerso in maniera evidente che questa ragazza è sicuramente necessita di stare in una struttura in cui venga curata prevalentemente. Il processo ad Angelika Hutter potrà essere celebrato regolarmente. Per i familiari delle vittime, assistiti dall'avvocato Alberto Berardi del Foro di Padova dello studio 3A Valore e da 4 consulenti tecnici, nessuna condanna, nessun risarcimento, nessuna azione umana potranno mai restituire in vita le vittime. Ciò premesso, le parti offese hanno preso atto delle conclusioni dei periti e ringraziato Procura e Tribunale di Belluno per lo scrupolo e l'attenzione riservati. Al termine dell'udienza, Angelika Hutter è stata riaccompagnata al carcere veneziano della Giudecca, dove è reclusa da 8 mesi. I termini della carcerazione preventiva scadranno il prossimo 25 marzo. Oggi, ha riferito l'avvocato Triolo, l'ho vista meglio delle altre volte anche grazie alla terapia che sta assumendo in seguito a trattamento sanitario obbligatorio. Che è indubbio che quello che ha commesso è gravissimo e che non ci sia parola da esprimere per quanto è successo alle persone offese, e questo non c'è dubbio. Però non è mettendo in carcere e buttando via una chiave che si risolve un problema. Ora l'iter giudiziario torna in capo al PM Simone Marcon, a cui spetta la richiesta di rinvio a giudizio. I tempi si presumono brevi, presumibilmente già per il prossimo mese di aprile. Da Belluno ci spostiamo immediatamente in diretta a Mestre, dove nella notte si sono registrati nuovi atti vandalici in via Piave. Ci racconta tutto Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui in via Piave per l'ennesimo atto vandalico compiuto nella notte. Il primo contro un'automobile, il secondo contro il punto Piave, il patronato di previdenza e assistenza. Come vedete è stata lanciato un sasso, una pietra contro questa vetrina. I ladri non sono poi entrati, ma ancora una volta ci troviamo ad affrontare quella situazione in cui i danni sono maggiori poi di quello che è il bottino, perché furto non c'è stato. Insieme a noi c'è proprio il titolare dell'attività, Gico, che ci può confermare che appunto il furto non c'è stato, ma il danno a questo punto è rilevante. Sì, assolutamente sì. La vetrina ovviamente mi verrà a costare quello che è, insomma, comunque il furto non c'è stato, però diciamo che ieri notte verso le 3 c'è stato, appunto, abbiamo visto dalle telecamere di videosorveglianza che è un cittadino nigeriano, da quello che si capisce, è venuto, ha lanciato una pietra contro la vetrina e non capisco il motivo per cui appunto ha lanciato questa pietra, perché non è entrato né a rubare né appunto ha lanciato la pietra, ha preso la pietra e se n'è andato. Ecco Gico, lei l'ha visto proprio attraversare questa strada, vediamolo, lui veniva diciamo da via Bucari, lì la vediamo adesso magari anche grazie all'aiuto della telecamera, lui è arrivato di corsa attraversando la strada e lanciando questa pietra, sembrava proprio in preda, non lo so, forse a qualche sostanza, qualche droga, oppure in preda ai fumi dell'alcol, questo ancora non è dato sapersi. No, sicuramente era sotto effetti di stupefacenti, perché una persona normale non si mette a lanciare le cose, a danneggiare attività altrui, insomma. Lei dov'era? Io ero a casa, quindi non sapevo, quindi stamattina abbiamo scoperto la sorpresa, dovevamo aprire l'attività, ma purtroppo abbiamo chiuso per evitare che magari qualche utente venisse danneggiato, che magari si facesse male con la vetrina rotta. Ecco.
Esatto, quindi tra l'altro specifichiamo che oltre al danno della vetrina l'attività oggi doveva essere aperta, così non è stato, quindi ha perso anche una giornata di lavoro e inoltre chi aveva fissato il proprio appuntamento per recarsi qui al punto Piave, al patronato di previdenza e assistenza, ha dovuto rimandarlo magari nell'unica giornata che aveva a disposizione. Siamo qui ancora però una volta a lanciare l'ennesimo appello a questo punto, Gico. Sì, sicuramente l'appello è le autorità che si danno una maggiore attenzione a questo territorio, perché io tutti i giorni vedo che gli spacciatori sono davanti a me, tutti i giorni li vedo indisturbati, continuano a fare il loro lavoro, sono come degli scarafaggi, passa la pattuglia e si nascondono, appena va via la pattuglia, ecco, ritornano come prima, quindi sicuramente si fa questo appello perché le autorità, il prefetto, il questore, che facciano maggiore attenzione, magari ci fossero delle pattuglie fisse che si muovono semplicemente solo in via Piave. Ecco, questa è la richiesta che ormai sentiamo fare da moltissimo tempo, quella di un presidio fisso, perché probabilmente può sembrare l'unica soluzione, l'unica soluzione davvero effettiva per poter fronteggiare questo problema che sembra anzi peggiorare invece di migliorare. A onor del vero ricordiamo che c'era stato un momento, una fase in cui la situazione sembrava essersi in qualche modo appianata, invece poi è di nuovo riesplosa, quindi l'appello che arriva dai cittadini, dai residenti, dai negozianti, dai commercianti è sempre lo stesso: cercate di intervenire, aiutateci anche con un presidio fisso. Proprio ieri noi siamo riusciti a intercettare il sindaco Brugnaro e a chiedergli che cosa si può fare ancora per fronteggiare questa situazione, che a questo punto non riguarda solo via Piave ma anche altre zone di Mestre che noi documentiamo quotidianamente, e lui ci ha detto: noi stiamo facendo quanto possibile con i poteri che abbiamo in mano, ma il problema è a monte, il problema, dice, sono le leggi, il governo deve fare qualcosa. Sentiamo proprio le sue dichiarazioni in questo servizio. Io ringrazio Gico e qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Il problema è che bisogna cambiare delle norme dello Stato, qui non è colpa di nessuno realmente, purtroppo, questo va detto, non è colpa neanche della magistratura, applicano le leggi, sono le leggi dello Stato che sono antistoriche. Bisogna, quando prendiamo un lazzarone, parlo di gente violenta che fa atti violenti verso le persone o verso le proprietà private in maniera ormai sistematica, questi devono essere in qualche modo tolti dalla circolazione, almeno per qualche giorno. Oggi come oggi vengono arrestati e liberati un minuto dopo, questa è la legge. Parlando di sicurezza in città, dalla recente aggressione in via Piave alla situazione in via Giustizia a Mestre, il sindaco Brugnaro punta il dito ancora una volta sulle leggi che non puniscono a dovere chi delinque. Sono consapevole della situazione, spiega, ma senza una punizione come si deve, criminali e spacciatori continueranno a farla franca, per non parlare del fenomeno dei borseggi. Un ministro che è venuto, stava andando in albergo ed è stato scippato del portafoglio. Ecco, quel reato non può essere perseguito, perché lui dovrebbe dichiarare nella denuncia, prima deve farla, dovrebbe dichiarare nella denuncia che lui si presenterà, questa è la legge Cartabia, si presenterà alle udienze, ti dice no, non posso presenziare al processo, e per cui l'arresto non può essere fatto, cioè non puoi trattenere il soggetto, anche se lo prendi in fragranza. Dobbiamo cambiare delle norme, dobbiamo guardarci tutti, non c'è questione di buonismo, di attività contro qualcuno, eccetera, però le persone violente vanno fermate, questo è il dato di fatto. Il comune, continua Brugnaro, sta mettendo in campo quanto possibile per far fronte al fenomeno, ma non basta. Abbiamo il progetto freddo e gli diamo da dormire. È un tossicodipendente che si è appena fatto, lo portiamo in delle sale che abbiamo organizzato per toglierlo appunto davanti alle case. Il problema sono le persone violente. Ci sono delle bande, alcuni sono proprio organizzati. Non puoi farci niente, non puoi fare proprio niente, perché questi sanno la legge meglio di noi. E se fai qualcosa in più ti denunciano, questo è il dato di fatto, e denunciano non noi, le forze dell'ordine. Per cui l'ordine che io ho dato per quanto riguarda la polizia locale, perché io posso parlare di questi, è quello di continuare ad arrestarli. E poi rispettiamo la legge e li lasciamo liberi, se non c'è altra alternativa, questo è. La legge è questa, è giusto che i cittadini lo sappiano, però non è questa la nostra intenzione. Questo io spero che il governo capisca, il Parlamento in generale capisca che i problemi della sicurezza urbana sono problemi di tutti. Sembrano piccole cose, ma fanno tanto male alle persone.
Perseguitava la vicina arrivando a minacciare l'anziana madre. Il 62enne raggiunto da un provvedimento di ammonimento per atti persecutori firmato dal questore di Padova. Sequestrate anche tutte le armi in suo possesso. Aveva in casa 7 fucili, 4 pistole e 108 colpi di vario calibro. Il 62enne raggiunto da un ammonimento firmato dal questore di Padova Marco Odorisio per atti persecutori. A rivolgersi alla polizia era stata la vicina di appartamento che vive in casa con i genitori ultra ottantenni. Agli agenti la donna, 57 anni, aveva raccontato come da tempo l'uomo la perseguitasse, contestandole di camminare con le scarpe con il tacco, di spostare i mobili, di fare rumorose telefonate notturne. Pretesti di litigio che sfociavano in aggressioni verbali, insulti e calunnie, nonostante lei cercasse di evitarlo, con il vicino che era arrivato a minacciare di morte anche la madre anziana. Raccolti gli elementi necessari, il questore ha disposto per l'uomo l'ammonimento. In via precauzionale, la polizia ha ritirato anche la vera e propria Santa Barbara che il 62enne aveva in casa, denunciandolo per detenzione di armi. Sono stati disposti gli arresti domiciliari per un 54enne di Borgo Veneto condannato per corruzione, falso e turbata libertà degli incanti per appalti riconducibili ai lavori svolti all'Università di Padova nel periodo tra il 2014 ed il 2017. Dovrà scontare una pena di 3 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione. Ed ora ci spostiamo in provincia di Vicenza, andiamo a Schio. Sono stati denunciati dai carabinieri 2 senza fissa dimora per furto aggravato in concorso. Denunciati 2 uomini, entrambi di origini romene, ritenuti responsabili di furto. Le indagini dei carabinieri di Schio sono state avviate a seguito della denuncia presentata dal titolare di un esercizio commerciale che aveva notato alcuni furti di prodotti di cosmesi. In particolare l'esercente aveva denunciato 2 distinti episodi avvenuti nei mesi di settembre e novembre 2023. Le indagini svolte dai militari grazie all'acquisizione delle immagini di sistemi di videosorveglianza installati all'interno dell'attività commerciale hanno permesso di identificare gli autori. Si tratta di 2 connazionali, entrambi senza fissa dimora, con precedenti di polizia specifici. Nei loro confronti è scattata una denuncia in stato di libertà per furto aggravato in concorso e continuato. E si è sfiorata la tragedia ieri pomeriggio a Mestre, lungo il passante di Mestre, quando poco dopo le 16:30 un autobus con a bordo una scolaresca di circa 50 ragazzi provenienti dalla provincia di Cuneo ha perso le ruote posteriori gemelle di sinistra mentre percorreva appunto il passante di Mestre tra i caselli di Martellago Scorzè e Spinea in direzione Milano. Il conducente è riuscito ad accostare il mezzo in una delle piazzole di sosta dell'autostrada e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le ruote che si sono staccate dal mezzo fortunatamente non hanno colpito altri veicoli in transito. Sul posto con la polizia stradale di Venezia e anche gli ausiliari della viabilità di concessioni autostradali venete che hanno messo in sicurezza gli studenti rimasti a bordo carreggiata. Ed ora parliamo di controlli di vicinato a Brendola. L'amministrazione traccia il bilancio, azzerati i furti nelle zone in cui è attivo. Controllo del vicinato a Brendola che è già realtà. Il primo gruppo di zona si è costituito nel 2022 a seguito di un'escalation di furti in abitazione. Ora i gruppi sono 5 e possono contare sulla partecipazione attiva di 125 persone, 88 famiglie, che hanno aderito al progetto basato sulla mera osservazione della propria zona di residenza in stretta collaborazione con le forze dell'ordine, progetto di cui oggi l'amministrazione traccia un bilancio. Noi dal 2022 abbiamo subito nel nostro territorio, ci sono stati 105 furti e anche l'autunno scorso ci sono stati tanti furti, però nelle 2 zone appunto che da un anno partecipano al controllo del vicinato, le forze dell'ordine ci hanno detto che queste zone non sono state soggette a furti.
A capo di ogni zona un coordinatore che ha il compito di gestire i contatti con i componenti del suo gruppo e tenere i rapporti con l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine. Il controllo del vicinato sicuramente va a implementare un controllo già molto presente e attivo su Brandwell di Targa System, su tutti i varchi di ingresso nel nostro comune, e tutta una serie di telecamere che abbiamo messo su piazze, su biblioteche, su palestre, che servono a controllare ciò che succede nelle ore notturne, soprattutto negli angoli più nascosti del paese. Osservatori del territorio che possono segnalare quanto accade di straordinario. Tutto quello che è oltre l'ordinario, che il cittadino residente o domiciliato in quella zona conosce perfettamente. In primis le macchine, le autovetture mai viste in quella zona, che marciano a velocità molto ridotta, che fanno attività di osservazione che normalmente è propedeutica, cioè anticipa l'evento criminoso. È importante anche segnalare veicoli fermi da molto tempo che potrebbero essere rubati o comunque utilizzati per attività criminose, e anche situazioni di disagio sociale o familiare importante. Cambiamo argomento, parliamo della mancanza di personale nel settore della ristorazione, un problema che in un ristorante di Montegrotto Terme, anzi in un albergo, è stato risolto, come ci raccontano adesso in diretta Chiara Gaiani con la collaborazione tecnica di Francesco Ratai. Buongiorno Chiara. Filippo, buongiorno ai telespettatori. Siamo qui con Alberto Lunardi, responsabile della reception dell'hotel Mille Pini, che ringraziamo. Ecco, vediamo se riesce a farsi largo l'ospite, diciamo, di questa nostra diretta, ovvero Bob, il piccolo robot che il collega Francesco Ratai sta inquadrando proprio in questo momento. Avete assunto Bob perché vi mancava personale, ne avete trovato uno di nuovo? Un nuovo collaboratore in prova, adesso abbiamo iniziato questa settimana, è stato assunto per dare comunque una mano ai nostri collaboratori del ristorante, della sala e del bar, e lui praticamente porta tutto quello che ci serve dal ristorante, dalla cucina fino al bar, in modo da poterlo servire in maniera veloce ai nostri ospiti. Ecco, vediamo che insomma è carico di questa coppa di frutta, poi c'è una parte di salato. Come è stato accolto dai vostri ospiti, Bob? Sono stati sorpresi i primi giorni in cui l'hanno incontrato ed entusiasti. Abbiamo visto veramente tantissimi ospiti farsi video con Bob, farsi delle foto con Bob. Diciamo che ha avuto un buon impatto positivo con la nostra clientela. La sorpresa c'è sempre, ovvio, di vedere in azione per la prima volta un robot a fare servizio. Comunque è stata una piacevole sorpresa per loro. Ecco, questo tra l'altro vi ha anche permesso di poter avere un contatto più diretto con il cliente, quindi il robot che aiuta chi deve operare con la vostra clientela. Esattamente, il robot non fa servizio al tavolo, il robot fa da spola tra la cucina e il bar, aiuta i nostri collaboratori in modo da avere più tempo da trascorrere direttamente a contatto con i clienti senza dover abbandonare la postazione. Praticamente noi avvisiamo la cucina delle pietanze di cui abbiamo bisogno, Bob parte, va in cucina, preleva tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, lo porta al bar e poi i colleghi del bar prendono le pietanze e le servono direttamente ai clienti. Non fa servizio diretto, quello no, lo lasciamo a fare i nostri collaboratori. Perché tra l'altro insomma il problema c'è, esiste la difficoltà a reperire manodopera di questo tipo, anche insomma professionisti che siano competenti, preparati, è un lavoro che ha le sue difficoltà. Sì, purtroppo sì, negli anni, soprattutto negli ultimi 2 anni dopo il periodo della pandemia abbiamo avuto notevoli difficoltà come un po' tutti i nostri colleghi qui della zona e non solo. Diciamo che sì, si fa sempre più fatica a trovare personale competente e che abbia la voglia e la volontà di fare determinati servizi. Si sa che comunque il mondo dell'hotellerie e della ristorazione è impegnativo perché comunque ti porta via tanto tempo libero rispetto a tanti altri lavori e purtroppo siamo in un periodo un po' di difficoltà, quello sì. Adesso speriamo che comunque anche Bob sia un incentivo per dare un attimino un po' di risalto nuovo al servizio vero e proprio che si fa in ambito alberghiero.
Ecco, vabbè, allora io ringrazio davvero Alberto Lunardi. Avete visto Bob, che tra l'altro insomma aveva Francesco Ratai davanti e continuava a dire: ho la strada occupata, perché si ferma se trova un ostacolo. Ha dei sensori, rileva eventuali ostacoli a mezzo metro di distanza in modo da evitare eventuali tamponamenti, quello sì. Ecco, la bene, sicurezza in primis sempre. L'abbiamo visto allora in azione. Ringrazio sia Alberto Lunardi, l'albergo che ci ha ospitati, e Francesco Ratai per la collaborazione tecnica. Da Montegrotto Terme, linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani in collegamento da Montegrotto Terme con la collaborazione tecnica di Francesco Ratai. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentornati a Focus TG. Lunedì la nuova udienza sul caso Una Bomber, riaperto un anno fa dalla Procura di Trieste. Stando a indiscrezioni, i periti potrebbero chiedere al GIP di effettuare prelievi su un'altra quindicina di persone già note all'epoca del precedente processo. Prelievi del DNA su nuove persone, forse addirittura una quindicina. Sarà probabilmente questo il tema centrale della prossima udienza del caso Una Bomber, fissata per lunedì 18 marzo davanti al GIP del Tribunale di Trieste. Il caso fu riaperto proprio un anno fa dal procuratore capo del Foro Giuliano Antonio De Nicolo, disponendo un nuovo incidente probatorio sulle esplosioni del nord-est italiano avvenute fra il 1994 e il 2007. Un capitolo bis scaturito dalle indagini del giornalista Marco Maisano sui 10 reperti dell'epoca e dalle richieste di 2 delle vittime del bombarolo, Francesca Girardi e Greta Momesso. Oltre alle 11 persone già finite sul registro degli indagati e professatesi estranee ai fatti, ora, 12 mesi dopo, potrebbe essere necessario eseguire il prelievo del DNA su una quindicina di altri sospettati dell'epoca, persone che furono scartate dagli inquirenti dalla cerchia dei possibili indagati nel corso della prima indagine, di cui ora il colonnello Gianpietro Lago e l'antropologa forense Elena Pilli dell'Università di Firenze, nota per aver lavorato al caso di Yara Gambirasio, vorrebbero dei riscontri molecolari per eventuali comparazioni con i reperti. I periti dunque potrebbero essere incaricati di questo lunedì. Resta da capire se si tratti solo di una precauzione per evitare di lasciare intentata qualsiasi pista o se gli esperti abbiano già trovato degli elementi nuovi che valgono la pena di essere confrontati con il DNA di queste persone. La chiave rispetto a qualsiasi decisione è però la lotta contro il tempo, perché sono già caduti in prescrizione 24 dei 29 attentati e restano risarcibili solo 6 vittime dei reati, a patto che il procedimento si chiuda entro il 2026. Ultima pagina, da Trieste ci spostiamo a Padova, dove c'è stato il primo incontro tra Matteo Salvini e Luca Zaia dopo la bocciatura al Senato del terzo mandato, che è stato votato solamente dalla Lega. Il leader del Carroccio allora ha svelato i piani futuri per il presidente della Regione Veneto. Io un'idea ce l'ho, ovviamente lui ama il Veneto, ha fatto miracoli per il Veneto, se portiamo a casa l'autonomia, le Olimpiadi, miliardi di euro per le infrastrutture è anche grazie all'impegno suo e della Regione, visto che nei prossimi anni molti degli snodi fondamentali passano dall'Europa, diciamo che anche un difensore del Veneto in terra d'Europa sicuramente ai veneti potrebbe essere utile. No, non voglio, Zaia potrebbe fare quello che vuole, però se bocciano il terzo mandato, io non posso mica imporlo per legge il terzo mandato. Dopo la bocciatura in Senato dell'emendamento per il terzo mandato per i presidenti di regione, il futuro di Luca Zaia sembra viaggiare verso Bruxelles. Matteo Salvini a Padova lancia la volata in Europa al governatore veneto se non potrà più essere ricandidato alla guida della regione. Il nodo del candidato alle regionali diventa l'ago della bilancia nei rapporti della maggioranza di governo. Noi lavoriamo per il centrodestra unito, ovunque. Non c'è Zaia in Veneto, la Lega vuole andare da sola. Lavoriamo per un governatore leghista col centrodestra unito. C'è chi dice che gli accordi romani la Meloni vi lascia la Lombardia e il Veneto a loro. No. Questo... Fantasie. La Lombardia ha votato un anno fa. In Veneto conto che ci sarà una buona guida leghista come c'è da tanti anni a questa parte. Quindi un accordo con Fratelli d'Italia? Col centrodestra unito, come è stato unito in tutte le elezioni regionali che abbiamo vinto. Il PD definisce le parole del segretario del Carroccio come una pietra tombale sul quarto mandato di Zaia, e mentre Salvini a Padova parlava di centrodestra guida Lega in Veneto, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani da Verona faceva il nome di Flavio Tosi come candidato forzista alla guida della regione. Il leader leghista
leghista, rassicura poi sui rapporti con Giorgia Meloni, l'ho sentita anche ieri, ma Salvini in Veneto deve fare i conti anche con i malumori all'interno del suo partito. Su migliaia di amministratori locali, se ce ne sono 2 o 3 che hanno qualche problema, le garantisco che su Veneto c'è questo attacco alla Lega, cioè alla Lega. È un attacco molto giornalistico che interessa a voi e io apprezzo il vostro mestiere perché faccio il giornalista anch'io. Poi oggi ci sono centinaia di sindaci con cui sto lavorando per il futuro, non per la polemica. Io lavoro, mi pagano per lavorare, non per polemizzare. Se sono 2 o 3 persone che la pensano in maniera diversa su migliaia e migliaia di amministratori iscritti in Veneto, ce ne faremo una ragione. La visita a Padova è stata l'occasione per presentare tutte le infrastrutture previste in tutta Italia, con un focus per il nord-est, con il completamento degli ultimi cantieri della Pedemontana e la linea dell'alta velocità. Adesso noi stiamo seguendo coi tempi PNRR, chiusura giugno 2026, ho fatto i sopralluoghi sui cantieri, la tratta fra Brescia, Verona e Vicenza. L'obiettivo poi è arrivare a Venezia e arrivare a Trieste. E Padova c'era, l'avete visto, anche il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Allora sentiamo, perché anche lui ha parlato del suo futuro. Io leggo un sacco di cose rispetto al mio futuro, a volte sono entusiasmanti, altre volte imbarazzanti, altre volte sono veramente dei voli pindarici. Non aggiungo altro, nel senso che il mio futuro lo programma quando sarà ora di programmare il mio futuro. Vedo però che molti sono interessati al mio futuro, quindi, come si dice, dormi preoccupato. Un volo pindarico forse non lo farebbe, ma uno per Bruxelles forse lo vorrebbe prendere. Luca Zaia glissa sul suo futuro e cerca di frenare le voci sul suo destino, che oramai, dopo le parole di Salvini, è sempre più vicino all'Europa. La bocciatura in Senato dell'emendamento sul terzo mandato per sindaci e governatori almeno all'apparenza non lo scompone, ma parliamo appunto di apparenza. Io non vivo dell'ansia del terzo mandato e non perdo sonno per questo, e penso che i cittadini debbano essere rispettati, dopodiché il Parlamento sovrano deciderà se continuare in questo Paese a bloccare il mandato ai sindaci e ai governatori e garantirlo a vita a tutti gli altri, oppure uniformare il tutto. In via di principio, anche giuridica, l'emendamento è presentabile in qualsiasi provvedimento da qui fino allo scadere del problema. Diciamo che è un tema che deve affrontare il Parlamento, non perdo le mie giornate per parlare di queste robe. Il presente per Zaia è l'autonomia e il governatore nega che ci sia stato uno stop al disegno di legge. A me non risulta che ci sia uno stop all'autonomia, l'autonomia va avanti, c'è questo provvedimento in discussione alla Camera, verrà votato alla fine perché accadrà quello che è accaduto al Senato. Se non fosse così vorrebbe dire che la maggioranza viene meno uno dei pilastri del programma di governo. Per Zaia l'incontro con Salvini è stata l'occasione per annunciare la prossima inaugurazione prevista lunedì a Trissino, nel Vicentino, di 2 nuovi bacini di laminazione e il punto degli ultimi cantieri della Pedemontana. Pedemontana verosimilmente faremo i 2 innesti sulla 4 in direzione Milano e Venezia alla volta di fine aprile, primi di maggio. E allora adesso ci colleghiamo in diretta con Lucio Zanato, che si trova con Francesca Pezzo a Longarone, dove è in corso Agrimont. Si parla di agricoltura in montagna, ma si parla anche di politica. Vedo tra l'altro che Lucio è in compagnia con l'assessore al turismo Canera. Te la linea, Lucio. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo alla 43esima edizione di Agrimont, siamo all'interno di questa esposizione fieristica con 238 espositori, di cui molti sicuramente dal Veneto e dall'Italia, ma anche dall'estero, pensate anche dal Giappone e dagli Stati Uniti. Sono con l'assessore all'agricoltura Federico Caner, però partiamo purtroppo dalla politica, perché oggi tiene banco le dichiarazioni di Salvini di ieri, insomma diventa orfano del Presidente? Beh, insomma, intanto il Presidente non si è ancora espresso, infatti ha dichiarato che a lui non è stato detto nulla. Noi francamente speriamo di tenerci ben stretto il nostro Presidente, anche perché abbiamo ancora tante cose da fare in Regione. È vero che manca circa 1 anno e mezzo, ma insomma abbiamo tanto lavoro e non si sa mai che possa anche rimanere Presidente della Regione. Noi confidiamo ancora in questo famigerato terzo mandato, anche se sappiamo che l'altro giorno è stato bocciato per l'ennesima volta, però insomma la speranza è l'ultima a morire, perché insomma un Presidente così è difficile da trovare e quindi noi vogliamo che rimanga in Veneto. E se dovesse andare invece a Bruxelles, secondo lei farebbe un buon lavoro per l'agricoltura e per l'agricoltura veneta? Beh, su questo non ho dubbi. E se il Presidente dovesse andare a Bruxelles, così come a Roma, in qualsiasi ruolo amministrativo, Zaia lo vedrebbe come commissario europeo all'agricoltura? Ah beh, questo potrebbe essere sicuramente una grande opportunità, però certo dovrebbe fare il commissario, non fare il semplice parlamentare europeo, perché
insomma, se deve andare in Europa deve andare con un ruolo di spicco in maniera tale da poter alzare l'agricoltura italiana, ma soprattutto l'agricoltura veneta. D'altra parte, essendo un cavallo di razza, deve correre sui grandi ippodromi, no? Esatto, Così parafrasiamo la sua passione. Che è anche la mia passione, quindi deve avere a disposizione grandi praterie. Ma insomma, il presidente Zaia, anche se non ha grandi spazi a disposizione, essendo un cavallo di razza, è in grado anche di saltare tutti gli ostacoli, e quindi noi contiamo che riuscirà a saltare anche l'ostacolo del terzo mandato. Ecco, detto questo, però abbiamo parlato di Europa. Lei prima nel suo intervento nell'inaugurazione ha detto che questa Europa non ci sta bene, troppo ambientalista, poco concreta, poco calata soprattutto sui temi e i problemi degli agricoltori. Sì, però attenzione, noi non vogliamo passare per gli antiambientalisti, anzi io credo che l'attenzione verso l'ambiente sia fondamentale, è importante anche per, diciamo, a livello etico, morale, da passare alle nostre generazioni, però noi quello che contestiamo è che queste regole sono talmente rigide che non permettono di fare agricoltura nel nostro territorio, e soprattutto in montagna, dove abbiamo la cosiddetta agricoltura eroica da portare avanti, abbiamo delle norme che sono così stringenti e devono essere riviste, perché l'Europa è grande e è molto diversificata. L'agricoltura francese o tedesca non è l'agricoltura italiana, così come l'agricoltura veneta non è l'agricoltura siciliana. Quindi bisogna capire che deve essere un'Europa delle regioni e che nelle proprie maglie, nei propri regolamenti deve tener conto delle specificità locali. Ecco, Filippo, ancora una battuta con l'assessore Canel, perché oggi si è parlato di peste suina e di cinghiali. È un problema, noi abbiamo tantissimi telespettatori sull'altipiano, lì è un disastro tra lupi e cinghiali. Cosa fa la regione? Ma guardi, noi soprattutto sui lupi non abbiamo competenza diretta, anche sul cinghiale c'è un tema molto importante che si sta discutendo a livello nazionale, abbiamo chiesto un incontro col ministro Lollobrigida che ce l'ha dato, e dobbiamo intervenire in maniera massiccia su quelli che sono gli abbattimenti, soprattutto per quanto riguarda i cinghiali. È ovvio che non basta inserire reti di contenimento, perché sappiamo bene che i cinghiali si muovono lo stesso, bisogna intervenire in maniera forte, non solo con i cacciatori purtroppo, c'è la necessità che si muova tutto il mondo, noi l'abbiamo chiesto come regioni, delle forze dell'ordine, quindi se serve bisogna fare abbattimenti massicci, ma non perché vogliamo fare stragi di cinghiali, ma perché la peste suina africana purtroppo arriva nei nostri allevamenti. Pensate cosa significa questo per gli amici dell'Emilia Romagna che hanno il prosciutto di Parma DOC, significa non esportare più nessun prosciutto se un allevamento viene colpito da PSA. Pensate al danno economico anche agroindustriale, non solo agricolo, che abbiamo. Sul lupo stessa cosa, noi non è che vogliamo gli abbattimenti dei lupi, ma è impensabile pensare che a livello europeo Francia e Germania riesca a intervenire lì dove si dimostra che il numero di lupi è in sovrabbondanza, e in Italia invece non si possa fare. Perché? Perché l'INSPRA dà dei dati che non sono aggiornati. Ecco, comunque va detto che per il momento la peste suina non sta ancora intaccando il Veneto, questo è un altro dato. Assolutamente sì. Allora, grazie all'assessore Canera, adesso noi invece lanciamo il senatore Luca De Carlo, che oltre che essere sindaco di Calalzo è anche presidente della Commissione Senato dell'Agricoltura, che ci ha parlato di tutt'altro, perché torniamo alla politica, ci ha parlato della bega, fra virgolette, a Treviso con le polemiche per la mancata elezione a capitale italiana della cultura, e poi ci ha parlato anche, diciamo così, di un possibile futuro dopo Luca Zaia in regione. E dopodiché linea a te allo studio, Filippo. Parliamo di questa polemica che è sorta dopo la programmazione di L'Aquila come città italiana, capitale italiana della cultura. Treviso dice è stato quasi un favore fatto da Fratelli d'Italia all'Abruzzo. Non credo che i rappresentanti e i consiglieri comunali di Treviso siano così poco accorti da fare dichiarazioni del genere, penso si siano sbagliati. Ecco, no, in realtà proprio addirittura il capogruppo della Lega ha detto così. Scarsa signorilità, credo, anche perché quando in una competizione, seppur così, diciamo culturale, uno vince e gli altri dovrebbero, non dico saper perdere, ma prendere atto che magari qualcuno ha presentato un progetto migliore e non semplicemente lamentarsi oppure pensare che dietro ci sia qualsiasi retro pensiero. Credo che si sia persa un'occasione per dimostrare un po' di signorilità. Ecco. Poi altro tema invece riguarda quello che ha detto ieri Salvini sul futuro di Luca Zaia, quindi diciamo così il tombale sul terzo mandato. Io credo che Luca Zaia abbia dimostrato di poter fare qualsiasi ruolo, ad eccezione del Presidente del Consiglio, non perché non sia in grado di farlo, ma per quello che c'è adesso va benissimo. E quindi Luca Zaia sarà lui, come ha giustamente ribadito ieri, a decidere quale sarà il suo futuro, e qualsiasi cosa faccia io sono sicuro che la farà in una maniera
perfetta come ha fatto il Presidente di Regione. Ecco, dal suo punto di vista quale sarebbe? L'Europa o magari il Presidente oppure il Sindaco di Venezia? Ieri il Governatore ha detto, rispondendo alla stessa domanda, decido io cosa voglio fare. Non sarà Luca De Carlo a dire al Governatore cosa deve fare, ci mancherebbe. Luca De Carlo si sente pronto eventualmente a percorrere per la Regione? Luca De Carlo svolge un ruolo importante che lo gratifica tantissimo, che è il Presidente di Commissione al Senato, e quindi è contento di dov'è, e poi mancano 500 giorni al deposito delle candidature per le prossime regionali. Io credo che i veneti non vogliano sentir parlare costantemente ogni giorno di poltrone, careghe e di una polemica così stucchevole, ma vogliono che i loro rappresentanti, quelli che oggi sono in Regione e quelli che sono al Parlamento, si dedicano a risolvere i problemi dei veneti. Non possiamo pensare di parlare costantemente di 4 persone, cioè quelli che varrebbero potenzialmente il quarto o terzo mandato, anziché di 60 milioni di italiani. Siamo seri. Però se il partito chiama? Io se il partito chiama ho sempre fatto quello che mi chiede il partito, ma credo che non sia un motivo a 500 giorni né di scontro né tantomeno di polemica in un momento talmente delicato nel quale siamo chiamati ad amministrare tanti comuni, le province, la regione e anche la nazione. Ci fermiamo ancora per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Bentornati a Focus TG, adesso ci colleghiamo in diretta con Bassano del Grappa perché ci sono novità che riguardano la coalizione di centrosinistra che si presenterà alle prossime elezioni amministrative della città. Vedo Vanessa Banzato in collegamento con Roberto Campagnolo, che è il candidato sindaco del centrosinistra. A te la linea, Vanessa. Sì, buongiorno a te Filippo e alle persone che ci stanno seguendo. Mi trovo infatti col candidato sindaco Roberto Campagnolo perché oggi è stata ufficializzata una nuova entrata, quindi dopo PD e dopo Bassano Passione Comune anche Più Europa va a far parte di questa cerchia, di questa chiamiamola lega di centro-sinistra in vista delle prossime amministrative a Bassano del Grappa. Chiamiamola coalizione, che è meglio. Dobbiamo essere chiari, non siamo la Lega. No, allora, oggi sono particolarmente felice perché appunto c'è stata l'adesione degli amici di Più Europa, un'adesione che è arrivata dopo un percorso, ci siamo confrontati su tutta una serie di temi programmatici e su alcune visioni ideali. Il valore europeo sicuramente è un valore importante per noi, Bassano città europea, è uno slogan che useremo in campagna elettorale, quindi io li ringrazio per il loro supporto. Avevamo detto che quando è stata presentata la mia candidatura che aprivamo comunque un percorso per aprirci anche ad altri soggetti a sostegno della nostra proposta. Il primo è arrivato oggi, ma ne arriveranno ancora nelle prossime settimane. Una cosa che è stata sottolineata è che non ci sarà il simbolo di Più Europa all'interno di questa coalizione, ci saranno però diverse persone che fanno parte di questo gruppo e che intendono portare un'area di cambiamento a Bassano del Grappa, legata soprattutto alla partecipazione. Loro utilizzano il simbolo soltanto nelle competizioni elettorali, da quelle nazionali a quelle europee. Ci sarà il simbolo in campagna elettorale, nel senso che loro ci saranno, la loro propaganda sarà fatta con il loro simbolo. Hanno già messo a disposizione dei candidati, delle persone, dei giovani, dei ragazzi che hanno delle professionalità e attività interessanti e si integreranno sempre di più con la nostra proposta. Poi vedremo anche quale sarà la modalità migliore su come presentarci, c'è ancora un po' di tempo. Ecco, quali sono stati i principali punti in comune tra i due gruppi? La visione comune di Cittano Bassano, di città, la visione comune di città Bassano città europea. Sicuramente il tema della partecipazione, del coinvolgimento dei cittadini sulle scelte di governo della città, alcune scelte importanti sui temi ambientali, sull'ambiente e le biodiversità e sul pragmatismo come valore di governo, quindi sul fatto che si discute ma poi alla fine si sceglie, si decide e si portano avanti le scelte, le decisioni che si sono prese per il bene della città. Ecco, tra l'altro lei appunto ha già anticipato che d'oggi in poi tutti i lunedì vi troverete come gruppo, vi troverete come persone che condividono lo stesso ideale di città e per
per lavorare, per creare proprio un programma in vista delle prossime amministrative? Lo stiamo già facendo con i gruppi che mi hanno sostenuto dalla prima ora, già da un mese. Ogni lunedì ci troviamo da tardo pomeriggio a sera inoltrata. Ci sono momenti aperti, momenti di confronto al nostro interno, momenti con soggetti esterni con i quali ci confrontiamo. Lunedì ad esempio avremo Andrea Michalizzi, che è il vice sindaco di Padova, e parleremo di tutta una serie di buone pratiche che si sono viste a Padova, come la riqualificazione dei quartieri periferici, il tram e altri temi che Padova ha saputo interpretare molto bene e realizzare poi altrettanto bene. Basta andarci per vedere come hanno cambiato in meglio quella città. Bene, allora Più Europa appoggia il candidato sindaco Roberto Campagnolo. Come ha detto lo stesso candidato, ci potranno essere ulteriori novità nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Da Bassano del Grappa, Filippo, per il momento è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato e Roberto Campagnolo. Noi andiamo proprio a Padova perché è stato presentato il premio di laurea intitolato a Giulia Cecchettin. Era presente anche il padre Gino, che ha raccontato il suo impegno dopo la morte della figlia. A me fa sempre piacere presenziare e ricordare Giulia, anche se per me è sempre un dolore. Ricordo che un qualsiasi tipo di evento per me fa male, però lo faccio perché Giulia ha segnato un po' una svolta, la prima nella mia vita, l'evento più triste di tutta la mia vita, ma mi ha fatto prendere coscienza. La consapevolezza di cui parlava prima l'onorevole Semenzato a me è arrivata in un botto, un giorno di novembre, e da lì ho deciso che ho il dovere morale come cittadino di fare qualcosa, perché ho capito che Giulia nella sua semplicità, nel suo amore, aveva scardinato qualcosa. Un dovere morale, così spiega il suo impegno in nome di Giulia Gino Cecchettin. Tutto è cambiato dopo il 25 novembre. Permettetemi di dire anche da vigliacchi non far nulla. È come vedere un incidente e andare avanti. Io mi sono sempre dedicato alla famiglia, al lavoro, e per la prima volta nella mia vita voglio prodigarmi per qualcosa di diverso. E la motivazione arriva tutto da quell'essere magnifico che era mia figlia, che tutti i giorni non smetto di ricordare. Cecchettin parla durante la presentazione del premio di laurea intitolato a sua figlia per diffondere la cultura del rispetto in tutti i campi della ricerca, del lavoro, dell'economia e della comunicazione, promosso dalle donne di Coldiretti in collaborazione con l'Università di Padova. Vogliamo premiare proprio quella facoltà trasversalmente che riuscirà a trovare il modo di contrastare la violenza, soprattutto attraverso la diffusione di buone pratiche di rispetto, di buona comunicazione. Anche per l'Università di Padova il 25 novembre è stato uno spartiacque. Io sono sicura che ci sia più consapevolezza. Come in tutti i fenomeni, quando se ne parla di più è proprio il momento in cui si registrano maggiori casi. Non credo che stia peggiorando la situazione, io credo che ci sia più consapevolezza. È bene che ci sia più consapevolezza, perché allora si potrà lavorare insieme per ridurre le molestie, la violenza in generale e sicuramente il numero di femminicidi. Da Monteberico alla Basilica di Sant'Antonio vi raccontiamo ora la storia di un vicentino, Antonio Padova, che 25 anni fa iniziò a fare ogni anno il pellegrinaggio appunto da Monteberico alla Basilica di Sant'Antonio per un voto per far guarire una bimba malata. Da 25 anni, per l'appunto da un quarto di secolo, rinnova la sua promessa, prima da solo, oggi si sono aggiunte parecchie altre persone. Sono oltre 120 oggi ad accompagnare Antonio Padovan, 55 anni, di Torri di Quartesolo, che 25 anni fa ha fatto un voto e che ogni anno ripercorre a piedi il tragitto da Monteberico a Sant'Antonio. Partiti stamattina all'alba, ognuno un motivo, una promessa da rinnovare, un miracolo per cui sperare, affidato a quei 40 chilometri di camminata condivisa. Ho fatto una promessa a qualcuno lassù e quindi la mantengo ogni anno. Poi ogni anno c'è sempre
una persona che ha bisogno in maniera particolare. Io l'ho fatto per 20 anni da solo. Poi 5 anni fa un'amica mi ha chiesto se poteva accompagnarmi per una situazione sua personale abbastanza complicata. Siamo partiti in 6-7 persone, l'anno successivo eravamo in 15, poi una trentina, lo scorso anno eravamo una settantina e quest'anno siamo 120 persone più o meno. Per Antonio tutto iniziò 25 anni fa, quando diagnosticarono alla figlia di 2 suoi cari amici, bimba che all'epoca aveva 4 anni, una leucemia. Così pensò di rivolgere le sue preghiere, le sue speranze, perché guarisse affidandole ad un voto, un pellegrinaggio a piedi da Monteberico alla Basilica del Santo a Padova dove la piccola era stata ricoverata. Oggi lei ha 28 anni, sta bene e si sposerà a breve, ma il voto fatto allora Antonio continua a rinnovarlo, al punto che non è più da solo, piano piano si sono aggiunti altri pellegrini che con lui percorrono lo stesso tragitto. Facciamo solo un piccolo momento di preghiera dopo l'Ongare e noi facciamo la Riviera Berica e poi prendiamo l'argine del Bacchiglione e fino a Tencarola a Padova stiamo sull'argine perché è più bello, più salutare nel senso che si è in mezzo alla natura e anche più sicuro. Poi arriviamo al Santo di Padova dove siamo accolti dai frati della Basilica. Ora andiamo a Rosà dove è in svolgimento il Festival degli Aquiloni, c'è andato per noi Alex Giuliano. 15ª edizione del Festival internazionale degli Aquiloni a Rosà, con il presidente della Proloco Claudio Comunello. Verrebbe proprio da dire che la voglia è quella di fare anche un collegamento con il naso all'insù, perché lo spettacolo nei cieli di Rosà è bellissimo. Sì, è quel filo sottile che unisce un po' tutti i mondi, tutti i colori e tutte le persone, quindi siamo arrivati con tutto a posto a questo appuntamento e manteniamo fede a quello che ci siamo detti di fare. Sono tantissime le associazioni presenti, tantissimi i bambini. Adesso fra poco andremo a vedere anche come sono state coinvolte le scuole elementari, ma lo spettacolo è davvero per tutti, per grandi e piccini. Sì, è un mondo di colori, un mondo di integrazione, un mondo di sogni, quindi è aperto a tutti e siamo fieri di aver portato a Rosà tutto questo. Un'edizione, Presidente, che fa rima non solo con passione, non solo con arte, non solo con divertimento, ma anche con Thailandia. Perché? Perché arriveranno domani, domenica, tantissime persone che fanno parte di quel mondo di colori, arriverà l'ambasciatore thailandese, arriveranno più di 400 thailandesi accreditati al festival e arriveranno puntini, puntini, puntini. Tante sorprese, l'arte orientale che diventa protagonista a Rosà, ma protagonista in questa edizione del 15° Festival degli Aquiloni sono anche le scuole, sono le associazioni, ad esempio Aido di Rosà con i bambini della 4ª elementare. Quest'anno, come l'anno scorso, hanno donato degli aquiloni che dovevano decorare con il messaggio "il dono è". Abbiamo lasciato largo spazio alla loro fantasia, ai colori, e sono stati bravissimi, a dimostrazione di oggi che qua ce ne sono un po' di rappresentanza, ci hanno dato tanta soddisfazione, ecco. E allora vediamo quanto bravi sono stati gli alunni delle 4ª elementari. Alziamo gli aquiloni, non al cielo di Rosà ma alle nostre telecamere. Fate ciao e l'invito chiaramente è quello di venire a godersi lo spettacolo di questo 15° Festival internazionale degli Aquiloni. Uno spettacolo per i cieli di Rosà, uno spettacolo per tutta la comunità. E col Festival internazionale degli Aquiloni di Rosà si conclude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa e a seguire il telegiornale di Vicenza. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.